Riuscivano a guardare Sky, Mediaset Premium oltre ai principali canali di pay TV satellitari pagando canoni irrisori da 15 a 20 euro, a fronte di una spesa che con gli abbonamenti regolari sarebbe stata molto più consistente. La Guardia di Finanza di Bagheria in provincia di Palermo, nell'ambito dell'operazione denominata Card Sharing, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo, ha individuato un articolato sistema di frode attraverso il quale un soggetto bagherese riusciva a decodificare il segnale delle pay-per-view e dirottarlo verso altri utenti tramite rete internet ADSL. Quando sono entrati all'interno del magazzino utilizzato dal soggetto apparentemente adibito al ricovero di automezzi agricoli ubicato nel centro cittadino di Bagheria, i finanzieri si sono imbattuti in un vero e proprio laboratorio tecnico con numerosi PC, server e decoders, oltre a varie card marchiate Sky e Mediaset Premium. In sostanza il sistema funzionava in questo modo: da un abbonamento iniziale regolarmente attivato il segnale criptato veniva violato e decodificato in modo tale da renderlo visibile in chiaro. Successivamente, tramite la rete internet, il segnale veniva trasmesso al decoder utilizzato dai clienti, i quali potevano vedere tranquillamente quello che volevano, normalmente l'intero pacchetto offerto dalla televisione a pagamento. Presso le abitazioni degli oltre 50 utenti connessi al sistema, tutte sottoposte a perquisizione dalla compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria col supporto del nucleo di polizia tributaria del gruppo di Palermo, su provvedimento dell'autorità giudiziaria del capoluogo siciliano, sono stati rinvenuti particolari modelli di decoder. Piuttosto articolata è stata l'attività di individuazione degli utenti finali. I finanzieri sono riusciti a risalire ai nomi degli utilizzatori attraverso l'esame degli indirizzi IP rilevati dai PC rinvenuti all'interno del box del soggetto bagherese, organizzatore del sistema. All'atto dell'accesso, infatti, la schermata di un PC mostrava chiaramente tutti i nominativi dei soggetti collegati nello specifico momento e riconoscibili attraverso lo specifico nickname assegnato.